Giovedì 7 settembre, in occasione dei festeggiamenti per il centenario dell'Aeronautica Militare, il 51esimo stormo Caccia di Istrana ha riproposto un Open Day con una serie di eventi ed esposizioni aperte al pubblico nella base di Istrana. Buongiorno a tutti, sì, oggi il 51esimo Stormo festeggia il suo secondo Open Day, festeggia l'aeronautica militare, i 100 anni dell'aeronautica militare, 100 anni che, come abbiamo visto il 28 marzo, hanno visto una crescita esponenziale della tecnologia. Oggi abbiamo pensato di ampliare quello che abbiamo fatto il 28 marzo presentando quelli che sono tutti i velivoli fino all'ultima generazione. Abbiamo qui esposti anche il velivolo F-35 e sta volando il Caproni, quindi abbiamo abbracciato tutti e 100 anni dell'aeronautica militare per mettere a disposizione dei visitatori e di chi ci vuole bene e presentare quello che facciamo, far vedere che siamo delle persone responsabili e che svolgiamo il nostro compito dietro le quinte, è quello di difendere i cieli della nazione, difendere i cieli dello spazio aereo che ci viene chiesto di difendere fuori i confini nazionali, e siamo orgogliosi nel poter farlo come aeronautica militare. L'evento è stato riproposto dopo quello del 28 marzo e anche ulteriormente arricchito, vista l'ottima risposta del pubblico che, anche in questo nuovo appuntamento, è accorso numeroso. Nell'edizione precedente, infatti, vennero registrate circa 30.000 presenze, numero destinato ad aumentare in questa seconda edizione dell'Open Day. Dalla nostra sinistra. In programma, sempre per i festeggiamenti del centenario, nuovi appuntamenti, tra cui la corsa podistica del centenario dell'Aeronautica Militare in programma domenica 17 settembre e, dal 23 settembre all'8 ottobre, la mostra itinerante del centenario dell'Aeronautica Militare a Palazzo dei 300 di Treviso. Importante sottolineare che ogni evento consentirà di raccogliere fondi a favore dell'AIRC nell'ambito del progetto Un dono dal cielo.